Rieccoci all'appuntamento del martedì con il Sindaco Risponde, trasmissione che va in onda tutti i martedì dalle ore 19.30 alle 20.30, sono esattamente le 19.55, siamo in rigorosa diretta. Per intervenire 049 80 777 53, per i messaggi 345 334 1171, per l'email sindacorisponde@gruppotv7.com e inoltre siamo sulla piattaforma di Facebook, andate sulla pagina di iReporter e potete mandare i messaggi anche da quella piattaforma lì. Sindaco, c'è stato un rendiconto dell'esercizio 2021 in positivo, mi sembra, ho visto i dati e mi sembra buono, insomma. Obiettivamente abbastanza soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Nell'anno del Covid, negli anni del Covid, dove sembrava tutto difficile, il Comune è riuscito a chiudere anche in attivo, insomma. In attivo? Cioè, è una domanda, ha chiuso in attivo? Non si può chiudere in passivo un comune, come amministrazione, è proibito dalla legge. Mi sta riferendosi al bilancio, alle opere, a cosa? Alle opere. Ok, non avevo capito. Nonostante abbiamo avuto un periodo tremendo, c'è ancora il Covid, anzi sono stato anch'io a casa una settimana perché è molto contagioso, per cui invito tutti veramente a fare attenzione. Penso che nonostante abbiamo avuto questi problemi, e adesso c'è un grande problema, siamo a guerra in Ucraina, l'amministrazione non si è mai fermata, è sempre andata avanti. Devo dire che ringraziare gli assessori, ringraziare i dirigenti, sono impegnati al massimo, la struttura sta funzionando molto bene. E devo dire che in questo periodo difficile sta ancora lavorando a pieno ritmo, per cui sono molto contento, sia da parte amministrativa, sia da parte dei dirigenti, il mio staff. Siamo soddisfatti di quello che è stato fatto. E ripeto, un'ennesima volta si può fare veramente tanto di più, tanto meglio. Però per ora insomma, abbiamo dato risultati positivi. Le interrompo perché abbiamo una telefonata. Sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Dottori, buonasera al dottor Sindaco, che lo vedo bene e spero nella sua con chi parliamo? Perché so che ha avuto il Covid anche lui. No, sto bene, signora, tranquilla. Con chi parliamo? Ringrazio dell'ospitalità, sono Nadia e parlo da Padova, dalla Madonna Pellegrina. Perfetto, mi dica signora Nadia. Signor Sindaco, io sto leggendo nella piazza 24, che ho il giornale, che leggo molto attentamente, che alla Madonna Pellegrina una signora che è venuta da un anno dice che non c'è, giustamente, sia con l'11 che col 3, la difficoltà di andare in ospedale. E poi di via Buzzaccarini, che è disastrata. Lei risponde, grazie Caterina, dopo la pandemia il servizio di trasporto pubblico locale deve essere ripensato. A questo problema io ne ho parlato 5 anni fa, quando lei si è inserito, e ho anche la lettera. Signora Nadia, le chiedo gentilmente però di essere sintetica, perché abbiamo altre persone e altri messaggi, altrimenti devo fare il maleducato. Per piacere, 2 risposte. Con la legge 241 anche il Comune deve rispondere, non soprassedere la legge e non rispondere al cittadino, che è una legge dello Stato, e soprattutto non c'è il difensore civico. Ma mi scusi, signora Nadia, anche noi possiamo avere delle cose, non avendo il difensore civico che signora Nadia, fatica qua, la vedo dura, ci provo ancora. Signora Nadia, allora le chiedo gentilmente, lei ponga la domanda al sindaco precisa, poi dobbiamo chiudere, il sindaco le risponderà. Se lei fa la domanda precisa al sindaco cosa vuole chiedere, noi ovviamente siamo qui apposta, però deve essere breve. Io voglio chiedere gentilmente, io sono donna di destra, va bene, e quando si telefona a Palazzo Moroni la destra sembra come la lebbra. Ok, questa è la prima cosa. Allora vorrei
vorrei che lei guardasse un momentino le sue segreterie, cosa rispondono. Perfetto, Nadia, è la seconda. Nadia, ho capito la prima. Ho capito la prima. Una risposta, mi scuso. Perfetto, perfetto. Lei, dottore, l'apprezzo molto. E la seconda però domanda, deve anche signora Nadia. il popolo e ascoltarlo. Grazie, buonasera. Grazie signora Nadia, dice praticamente che lei è di destra, che quando chiama il comune le segretarie non rispondono. Assolutamente, signora, mi dispiace che questo avvenga, assolutamente non guardiamo il colore politico, io non lo guardo mai, nella segreteria rispondiamo a tutti in continuazione. Risponderemo anche a questa telefonata, assolutamente non c'è colore politico, qua non c'è un diritto che sia a destra, a sinistra, non mi interessa assolutamente nulla e vi garantisco che la segreteria risponde a tutte le persone. Allora sindaco, prima di passare altri messaggi alle telefonate, O23.1 l'ex IFIP ha approvato il piano urbanistico attuativo che modifica il precedente progetto più verde secondo le direttive di Boeri, meno consumo di suolo con medesima cubatura concentrata, previsti uno studentato con 450 posti letto, un senior house con 120 appartamenti e un terzo edificio con finalità non ancora decise. Vediamo ora qui i rendering, ce lo vuole spiegare rapidamente? Sì, dopo che IFIP, una società che è stata messa in bonus, dopo purtroppo parecchi anni, vi ricordo che è andata in difficoltà economica con la precedente gestione, ovviamente della crisi economica, è stata messa in bonus e di conseguenza la nuova impresa ha presentato un nuovo piano, si è allineata al piano Boeri in termini di volontà dell'amministrazione comunale, preciso che era già determinata per quanto riguarda i metri cubi. È stato solo sviluppato in un'altra maniera, in modo tale sia più verde, siamo andati più in altezza e meno in maniera metri cubi sotto l'aspetto laterale. È stato tenuto conto della Chiesa della Pace, una chiesa molto importante, la visibilità per totale, viene realizzato un verde davanti, per cui sotto questo aspetto quello che è stato fatto Boeri, che però volevo chiarire cosa, che Boeri ha fatto quello che voleva l'amministrazione, ha interpretato i desideri dell'amministrazione, verrà fatto uno studentato e verrà fatto anche una residenza senior, vuol dire per anziani in definitiva, non convenzionata. Per cui il terzo volume non si sa ancora cosa decideranno, io mi auguro che sia un albergo francamente, ma questo fa parte dei miei desideri, ovviamente è lasciato al libero arbitrio di chi fa il piano di investimenti. Io sono soddisfatto perché ci sono due aree molto importanti, l'IFIP, cosiddetta IFIP, che vuol dire di fronte a Chiesa della Pace, e l'area PP1, in cui spero anche questa a breve venga trovata una soluzione. Ricordo che sono già autorizzati i metri cubi, stiamo solo cercando di fare meglio il lavoro, con più armonia, più verde, in modo tale che sono due aree molto importanti, sono due aree che danno visibilità a città in maniera diversa. E vi ricordo che anche quando sarà pronto il parco titolino, sulla zona di Padova cambierà in maniera radicale. 4 messaggi, andiamo in ordine, poi tante altre cose da chiedere, Sindaco. Andiamo con il primo, Elisabetta, che arriva. Davanti alla scuola inglese al Forcellini, per 2 volte al giorno le piste ciclabili vengono invase dalle auto dei genitori. È una situazione incivile e pericolosa, va risolta. L'aveva detto un'altra Sì, va risolta, assolutamente sì. Abbiamo chiesto che facciano il parcheggio interno perché non possono i genitori sostare sulle piste ciclabili. Più volte la polizia locale è intervenuta con multe, però i genitori devono capire che non possono fermarsi davanti. Perfetto, andiamo avanti e quindi interverranno i vigili e tant'altro. Andiamo con il secondo messaggio, Elisabetta. Come mai il parcheggio di via San Crispino è abbandonato a se stesso da secoli, nonostante i tantissimi problemi di parcheggio che ci sono in quella zona durante la settimana? Lo chiede Enrico. Via Crispino è proprio qui di fronte a noi, lei esce adesso andando un po' contro... È una zona, è un'area privata. Però ci sono davvero qui parcheggi molto vuoti, quindi non è di nostra proprietà, di conseguenza il privato è privata, è privato. Solo che ci sono anche delle erbacce anche tenuto male tra l'altro, sì, però magari il comune può dire di l'azienda ha avuto sì, siamo intervenuti più volte, però
Noi cerchiamo di convincere il privato solitamente, non possiamo obbligarlo ovviamente, però solitamente cerchiamo di fare leva sull'aspetto sociale del corridor. Non possiamo fare altro, sì, posso fare un'ordinanza per far sì che tenga un pulito, però di solito cerchiamo la collaborazione. Terzo messaggio. Da oltre 2 mesi sotto il ponte del Bassanello è presente un bivacco abusivo, un pessimo biglietto da visita per chi tutti i giorni lo può ammirare. Non pensa sia il caso di intervenire? Siamo già intervenuti, abbiamo anche rilevato sotto l'aspetto documenti delle persone che stanno bivaccando, abbiamo proibito di fare questa cosa qua, cerchiamo di convincere queste persone andare nelle residenze, nei dormitori. Non è molto facile, però vi garantisco che la polizia locale si sta impegnando moltissimo su questo argomento e infatti cerchiamo anche di risolverlo, offrendo un'alternativa a dormire all'aperto sotto il ponte. Quarto messaggio, credo sia Elisabetta. Riguardo la piastra di basket di via Tre Venezie inaugurata, è tuttora chiusa con il lucchetto e a parte il campetto mi sembra da finire. Le piastre di calcetto del Milkovic e farfalle sono da rifare, ma dove sono i lavori di rifacimento annunciati? Allora, la piastra inaugurata nuova non è chiusa, se non sbaglio personalmente l'assessore Diego Bonavina va alla mattina prima dell'ufficio aprirla, la sera va a chiuderla perché non è ancora perfezionato l'accordo con qualche società di gestione, parlo ovviamente di collaborazione con i residenti. Stiamo facendo qualcosa come 17 piastre o rifacimento o 9. Abbiamo ricevuto il finanziamento e devo dire che l'assessore sta lavorando moltissimo. Veramente quella fatta inaugurata da poco veramente splendida, bella, è una replica. Mi scusi sindaco, se lo sa che ora viene aperta e che ora viene chiusa? Penso va a 8:30, 9, che viene chiusa a sera 19:30, 20. Ma dico, siccome non è ancora perfezionato l'accordo, va l'assessore personalmente, ho parlato ieri, dico aprirla e chiudere la sera prima del casa. E delle altre due che faceva riferimento al messaggio? Io cercavo qua, non sono riuscita. Le altre due sono in facimento, stiamo sistemando, stanno in facimento. È riuscito a fare canestro lei? No, non sono riuscito, ci ho provato un pochissimo, non è il mio sport ideale. No, ma c'erano altri due, possiamo rimettere il messaggio, chiedo a Elisabetta. Sono 17 quelle che stiamo facendo, sì, no, ma aveva chiesto espressamente il sindaco, oltre a quelle che lei ha già citato, se vediamo l'ultimo messaggio Elisabetta, chiedeva di altre due piastre, adesso non le ricordo, eccole qui, mi sembra vuoi leggere Elisabetta, quelle via... il Milkovic e alle farfalle. Sono da rifare, dice. Sì, ho appena detto, sono 17. Da qui anche queste? Tra cui anche queste, quindi certo, sono certo. lavori in corso, insomma. Sì, perfetto, a posto. Senta sindaco, per quanto riguarda la Movida, dal 20 aprile arriveranno 60 street tutor, intanto una cinquantina di residenti tra le piazze e il portello hanno richiesto il risarcimento danni al comune con una lettera dell'avvocato. Aspetti, c'è la telefonata, poi mi spiega anche di questa cosa. Telefonata, sentiamo che abbiamo linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Allora, buonasera, Paola da Padova. Da Padova che zona? Chiesa Nuova. Prego signora Paola. Allora, purtroppo ho solo critiche. La prima, che è veramente vergognosa, l'ammasso di cemento, che è mostruoso, che in questi ultimi anni. Allora, invito il sindaco, si faccia un giretto già a Padova 2000, un mostro. L'hanno raddoppiata perché non ce n'era questo ammasso di cemento. E ci faccia anche un giretto, per esempio, Sacra Famiglia, che era già abbondantemente, che non ci si muove più bene, lì dove c'erano specchietti, condomini mostruosi, che è veramente un obbrobrio, quindi vuol dire eliminazione di quel poco di verde che c'era e l'aria sempre più respirabile, poi ci lamentiamo di cambiamenti climatici. Ricordo al sindaco, non so con che mezzo lei viaggi per Padova, evidentemente con lo Sputnik, perché le strade sono talmente disastrate da farci, oltre che rovinare la macchina, far venire il mal di collo, il mal di schiena,
pur andando a 20 all'ora. Mi scusi signora Paola, mi scusi però, mi dica le strade che sono disastrate, perché se fa un ragionamento generico io l'ascolto volentieri, però mi deve dire anche le strade, allora il sindaco può andarle a verificare? Sì, presente. Allora, faccia proprio Chiesa Nuova, specialmente anche la rotonda del cimitero, se lei riesce lì a contare le buche, cioè non è più un asfalto, è tutta una buca. Lo stesso vale all'interno per Padova 2000, lo stesso tutta la zona è praticamente impraticabile, quindi gliela sto segnalando. Ultima cosa, questo taglio indiscriminato di alberi che c'è stato in questo periodo, e francamente cioè, la storia degli alberi ammalati non ci crede più nessuno, se no ovviamente qualche albero. Perfetto. Poi piantiamo 10 km più perfetto, riassumiamo. Signor Paolo, è stata chiarissima, adesso si risponde. Uno, ovviamente stanno costruendo tanto sia dalla zona di Chiesanova che anche la zona di Sacra Famiglia, mi sembra aver capito, la strada del cimitero, quella di Chiesanova è disastrata e si vengono abbattuti alberi che secondo la signora è una storia, non è vera, insomma, perché stanno bene e vengono abbattuti chissà perché. Questo è quanto richiede la signora, se vuole rispondere al sindaco. Mi ricordo che c'è un piano regionale che autorizzava questo aumento di cubatura fino all'80%. Come amministrazione abbiamo autorizzato pochissimo, sono tutti piani regionali. Non sto dicendo che è colpa mia, colpa sua, è un piano regionale, che adesso ne ha fatto un altro, per cui quello autorizzato è stato fatto a suo tempo dalla regione. Veramente le strade disastrate, io signora, ci passo una volta 2 settimane perché mio figlio abita là. Per cui può essere sia qualche buca, ma veramente no, non ci sono. Quello che dice lei non so dove l'ha visto, io non lo vedo, praticamente ci passo una volta a settimana perché mio figlio abita di fronte al cimitero Maggiore, non è assolutamente vero, per carità. Gli alberi, prima di tagliare un albero, devono essere ammalati, deve essere certificato. Stiamo piantando 10.000 alberi. Non stiamo tagliando gli alberi, per carità, ognuno può credere quello che vuole, però ricordo, stiamo piantando 10.000 alberi, non tagliamo alberi, tagliamo solo se sono ammalati o se c'è un problema di sicurezza. Altra cosa importante, se c'è il rischio che l'albero crei qualche problema alla viabilità, ai pedoni, allora sì va tagliato, ma se no, prima di tagliare un albero non si fa mai, vi garantisco che non si fa mai, sicurezza o l'albero è ammalato. Mi dispiace che lei non ci creda. Per carità, tutto è possibile, può essere anche qualche errore, però garantisco che un albero non viene tagliato se non c'è assolutamente bisogno di tagliarlo. Bene, noi andiamo in pubblicità, vi ricordo i numeri per interagire: 049 8077753 per le dirette, 345 334 1171 per i messaggi, il sindaco risponde @gruppotv7.com per le email durante la settimana se avete le richieste da fare al sindaco, e siamo sulla piattaforma anche di Facebook, sulla pagina dei reporter, potete scrivere anche lì e rimanete lì, sono le 20:14, minuto più minuto meno, ma ci risiamo ancora tra poco.